futuro dell'informazione locale, secondo me, è quello che è stato anche nel passato, nel senso che secondo me l'informazione locale ha una grandissima importanza per il fatto di essere un'informazione di frontiera, cioè nel senso che ha la possibilità, per la vicinanza con i territori, di raccontare tutto ciò che accade, i fenomeni che possono essere il fenomeno del lavoro, dell'immigrazione, la cronaca. Quindi è un grande ruolo quello dell'informazione locale che è sempre stato, diciamo così, esercitato e che secondo me deve continuare ad esserlo, perché anche in una società un po' globalizzata io penso che raccontare la frontiera e quindi ciò che accade vicino sia possibile solo da parte dell'informazione locale, che ha anche una responsabilità doppia, perché tutto ciò che accade vicino lo vedono anche i lettori, lo vedono tutto, quindi devi raccontare veramente, avvicinarti il più possibile alla precisione, alla verità, alla capacità di interpretare i fenomeni. Quindi il passato, secondo me, il futuro sarà uguale per quanto riguarda l'approccio giornalistico. Il Veneto è una terra di frontiera perché ha tutte le tag, le parole, diciamo così, che sono le parole della frontiera, a cominciare dalla frontiera dello sviluppo, del lavoro, dell'innovazione, la frontiera dei migranti, perché il Veneto è una delle regioni maggiormente interessate proprio non solo tanto dal fatto degli arrivi, ma anche del bisogno della manodopera. È una terra di frontiera perché politicamente ha rappresentato negli ultimi 20 anni molto, con l'avvento della Lega e quindi con un racconto molto così particolare, molto preciso, e quindi è una terra, il Veneto, di grande cambiamento, di grande sviluppo, di grande trasformazione, e all'interno di tutto questo, attraverso proprio le parole, gli ambiti di cui parlavo prima, è molto interessante proprio per quello che ho detto, insomma, ecco.